Allora, intanto ci fa piacere vedervi così numerosi, a conferma, se ancora ce ne fosse bisogno, del grande interesse e della grande attenzione che i temi affrontati in tutti questi anni dai Itinera Romanica sono stati in qualche modo metamolizzati da un pubblico sempre più ampio e sempre più vasto. Stasera in particolare siamo qui per parlare di una pubblicazione che raccoglie un lungo periodo di questi approfondimenti dedicati alle donne protagoniste del Medioevo sardo, volume che poi avrà modo di illustrarci nei suoi dettagli la collega Manuela Arca, che è qui con me. Credo comunque che ad essere più soddisfatto di tutti, già per questo per questa prima risposta alla presentazione di questo volume, non possa che essere il presidente allora di Itinera Romanica, Antonello Figlio. Se lo inviterei a porgere un saluto ai presenti. Grazie, sì, solo un breve saluto intanto per ringraziarvi e salutarvi. Un piacere vedere così numerosi, ci riporta agli anni pre-Covid, quando insomma i locali del Museo Diocesano sono strapieni in occasione, in modo particolare per questo ciclo di conferenze dedicato alle donne protagoniste del Medioevo sardo. Voglio salutare in modo particolare il nuovo sindaco di Oristano, Massimiliano Sanna, pregherei anche un applauso perché ha strappato giusto il tempo in mezzo a tanti impegni, potete capire, numerosissimi in questi primi giorni di mandato. Massimiliano in ogni caso ha sempre seguito anche i nostri lavori, i nostri convegni, fa parte anche del CDA della Fondazione Sardegna Isola del Romanico, che raggruppa 85 comuni sardi, quindi insomma una persona che ci ha sempre seguito e ci fa piacere che oggi sia arrivato alla guida della città capoluogo. Ringraziamenti a Silvia Oppo per averci ospitato per l'ennesima volta in questo spazio di cultura straordinario per Oristano. È lo stesso spazio appunto che ha visto nascere questa conferenza, queste relazioni. Un saluto e un ringraziamento a Rossana Martorelli, l'artefice di tutti questi cicli di conferenze che organizziamo ogni anno nei periodi invernali, quando le condizioni meteorologiche non ci consentono di andare in giro per la Sardegna. Allora Rossana coglie insomma un po' gli spunti, un po' le idee che il direttivo dell'associazione presenta e le trasforma in questi bellissimi appuntamenti culturali. È anche la curatrice di questo volume, di cui oggi sono in rappresentanza anche alcuni autori. È stato scritto a 8 mani, quindi ogni autore ha preso una di queste donne del Medioevo sardo e le ha descritte, quindi vedrete poi in maniera molto interessante e brillante. E di nuovo appunto grazie a tutti voi per essere presenti. Ringrazio Giacomo Serrilli e Manuela Arca per voluti essere oggi con noi, aver accettato l'invito che gli è stato posto di essere presenti oggi in mezzo a noi. In modo particolare volevamo che fosse una donna dei tempi moderni a parlare proprio delle donne protagoniste invece del Medioevo, seppure i tempi non siano facilissimi per l'inserimento delle donne, diciamo, nel mondo dell'impresa, del sociale, della politica. Probabilmente lo erano ancora più difficili nel Medioevo, e quindi ecco, Manuela Arca ci presenterà il volume e Giacomo, come è suo fare da ottimo giornalista, cercherà di cucire, di coordinare gli interventi e i lavori di questa sera. Ringrazio poi Carlo Delfino, che ha voluto fortemente essere l'editore di questo bel volume, e lo ringrazio anche perché ha realizzato la carta degli itinerari del Romanico in Sardegna, che abbiamo presente anche nel tavolino lì, che è stata presentata poco tempo fa, non più di un mese fa, al Salone del Libro di Torino. La fondazione era ospite dello stand di Carlo Delfino, e quindi insomma abbiamo presentato un po' al mondo, che in quei giorni era presente a Torino, questa bella novità del Romanico sardo. L'associazione è il motore vero della promozione della conoscenza del romanico in Sardegna. Quando abbiamo iniziato nel 2010, a seguito di un bellissimo progetto europeo di ITER-COST,
che chiedeva appunto la nascita di un soggetto che gestisse poi gli itinerari, nacque Itinera Romanica, Associazione Amici al Romanico. In tutti questi anni, con tante difficoltà, con momenti alti, momenti un po' più difficili, ha sempre portato avanti i suoi progetti, i suoi programmi e ha ispirato da protagonista la nascita della fondazione, dicevo prima, Sardegna Isola del Romanico, che oggi conta 85 comuni sardi, da Porto Torres a Pula, da Olbia, insomma in tutte le parti della Sardegna. Vedendo la cartina vi renderete conto della intensità di questi monumenti in tutta la Sardegna. Quindi un applauso, credo che lo meriti il direttivo dell'associazione Itinera Romanica per il lavoro grande che ha portato avanti in tutti questi anni. Spero di non aver dimenticato nessuno nei saluti e nei ringraziamenti. Se così fosse lo farò più avanti nel corso della serata. Lascio la parola di nuovo a Giacomo, prego. Grazie molto Antonello. Allora, Antonello ha ricordato come questa pubblicazione vede la luce grazie alla sensibilità e all'attenzione dell'editore Carlo Delfino. Io a questo punto lo inviterei e lo pregherei di raggiungerci anche per una sua riflessione su questa nuova fatica editoriale. A lui va anche un duplice ringraziamento, perché è reduce da un autentico tour per l'isola, da Cagliari a Mandas, per approdare adesso a Oristano. Prego Carlo. Sì, grazie. Per non fare errori mi associo ai ringraziamenti dentro nell'ufficio, così si è svegliato lui, è colpa sua. Quindi, grazie veramente. Non volevo mancare a questa battesimo, diciamo, del libro, perché in effetti c'è stata una piccola, come dire, flash a Porto Torres, ma era una cosa molto intima, mentre invece qui è una presentazione che di tutto rispetto, anche perché ho capito che d'ora in avanti pubblicherò solo libri per le donne, visto il numero delle presenze. Qui mi induce veramente commercialmente a orientarmi verso questo settore che prediligo da sempre. Detto ciò, devo dire un plauso per questa iniziativa, perché noi siamo coeditori, abbiamo partecipato a una gara d'appalto, abbiamo vinto, siamo felicissimi di aver vinto per la produzione di questo libro, cui abbiamo creduto subito per i contenuti, ma soprattutto per la cura di contenuti, perché si vedeva che l'opera era curata da un'esperta, la professoressa Martorelli, che già ci conosciamo per altre opere pubblicate per conto della Regione. Che dire, il libro in distribuzione ha avuto già dei consensi, ma devo dire che di per sé l'argomento trattato, le donne trattate di questo medioevo sardo, che poi è un medioevo veramente illuminato, ci induce a capire che avrà fortuna. Per conto nostro stiamo avviando invece una collana proprio sui personaggi del Medioevo, sui personaggi appunto che hanno vissuto questo grande Medioevo, sia di donne che e quindi spero di poter ancora in futuro poter realizzare delle opere in coedizione, perché di fatto io faccio l'editore, non faccio uno studioso, quindi se ci sono altre cose che Itinera Romanica vuole pubblicare, ben lieto di portare avanti una collaborazione, perché i libri si pubblicano ma poi bisogna diffonderli. Ecco, il discorso è questo. Quei libri che poi restano nei depositi delle case editrici non rendono né commercialmente, ma soprattutto non fanno quel servizio di cultura che deve fare un libro, cioè un libro deve arrivare al lettore, perché così si completa il ciclo, diversamente è un'opera a metà. Quindi ripeto ancora, applauso al Presidente, in cui abbiamo avviato da qualche anno una collaborazione che direi quasi perfetta, perché siamo in sintonia sulle cose che vogliamo fare, sulle stesse idee, ma soprattutto sulla promozione di questo romanico, che veramente è un'esplosione. Devo dire che avrà la cartina, si renderà conto come si è sviluppato in Sardegna il romanico e come non si è sviluppato nelle zone povere, dove lì veramente l'Ogliastra è saltata per intero, la Gallura quasi. Quindi significa che dove c'era benessere, c'era possibilità, il romanico veramente si è diffuso e oggi è ben presente ed è un grande brand per la Sardegna assieme al nuragico, che però naturalmente in Europa è meno conosciuto. Quindi chi viene in Sardegna scopre il nuragico, ma in Europa si arriva al nostro romanico, quindi effettivamente la gente è sulla stessa lunghezza d'onda. Quindi sono convinto che avrà un bel futuro e aiuterà anche questo a far arrivare i turisti in Sardegna. Abbiamo bisogno veramente che arrivi qua tanta gente, perché questo è importante per noi. L'isola è bella, però è frequentata pochi mesi all'anno, e se non si cercano altre risorse, altre realtà,
rimaniamo sempre pochi, mentre invece la frequentazione ci rende più ricchi in tutti i sensi, sia di scambi di culture e di valori, ma anche economicamente. Ringrazio la presentatrice, sono sicuro che farà una bella presentazione. Io vi chiedo venia, ho chiesto cortesemente di parlare per primo, perché come dire, l'età anagrafica non mi consente di durare oltre una certa ora, perché sono spento dalle 6 e ho fatto il giro di mezza Sardegna, quindi sono sicuro che sarà una bella presentazione, ma penso che ce ne saranno delle altre, e quindi parteciperò molto volentieri. Nel frattempo vi auguro buon ascolto e vi ringrazio. Grazie molte a Carlo Delfino. Io venerdì scorso, Manuela, sono stato a Cagliari a seguire l'apertura di una mostra di Roberto Zirano, un artista di Orani che ama plasmare il ferro, proprio le lastre di ferro, le plasma in determinato modo con tecniche particolari. Questa sua ultima mostra è dedicata a 18 personaggi che in qualche modo hanno segnato la storia anche recente e contemporanea della nostra Sardegna, per cui ci sono i ritratti da lui incisi sul ferro di personalità come Giovanni Lilliu, Grazia Deledda, Maria Carta e immancabilmente Eleonora d'Arborea. Evidentemente ha colto, come dire, un'ammirazione che direi anche monolitica da parte di noi tutti sardi per questa figura, un'autentica protagonista, come recita il titolo di questo volume. Se noi andiamo a riflettere sull'etimologia della parola, per gli antichi greci il protagonista era il primo lottatore, poi soltanto nel Settecento questo termine è entrato nel linguaggio teatrale, poi per estensione oggi che cosa indica? Una personalità che evidentemente ha avuto un ruolo determinante nella vita reale. Questo credo sia stato non soltanto per Eleonora d'Arborea ma anche per molte delle altre donne che vengono disegnate in questo volume, anche se ci sono dei distinguo, delle precisazioni, anzi dei percorsi che in qualche modo forse non dico deluderanno questi ammiratori monolitici di una figura come Eleonora d'Arborea, però credo che per loro valga assolutamente questo aggettivo da protagonista. Per cui lascerei a te la parola di descriverci i contenuti di questo volume, senza necessariamente spoilerare il tutto, per lasciare anche ai lettori la sorpresa di quello che andranno a leggere, soprattutto delle cose anche molte inedite, poco note, che andranno a leggere sulla figura di Eleonora d'Arborea, ma non solo su di lei. Credo che forse lì al tuo fianco ci sia un altro microfono, Manuela. Eccolo, sì. Grazie Giacomo, buonasera a tutti. Mi sia consentito, prima di avviare il mio intervento, rivolgere dei ringraziamenti al Museo Diocesano Arborense che ci accoglie in questo bellissimo contesto, e dei ringraziamenti particolari ad Antonello Figus, che nella veste di presidente dell'associazione Itinera Romanica ha voluto la mia presenza alla presentazione di questo prezioso volume, Donne protagoniste del Medioevo sardo, edito da Carlo Delfino, un'opera che si inserisce in una ampia collana che intende approfondire la conoscenza dell'arte, dell'archeologia, della storia della Sardegna. L'opera, come già è stato detto, è stato detto che l'opera è curata da Rossana Martorelli, ma mi piace anche ricordare che l'opera nasce come atto di omaggio alla memoria di Roberto Coroneo, che è stato un luminare nello studio della storia dell'arte medievale, in particolare del romanico. È un'opera collettanea che raccoglie i saggi di 8 autori e che è curata da Rossana Martorelli. Rossana Martorelli è professoressa ordinaria, userò il linguaggio di genere perché la serata lo richiede, quindi è professoressa ordinaria di archeologia cristiana e archeologia medievale all'Università di Cagliari, e nello stesso Ateneo è stata presidente della facoltà di beni umanistici e direttrice della scuola di specializzazione in beni archeologici. È una sintesi estrema che si limita a titoli e a incarichi, ma sia sufficiente dire per dipingere e definire la figura della curatrice che ormai il suo impegno nella riscoperta del Medioevo sardo è pluridecennale, non solo del Medioevo sardo, ma in particolare di quei secoli che sono sempre stati definiti come più bui, quello in cui la Sardegna, emancipandosi dal controllo di Bisanzio, diede vita ai 4 giudicati sardi, che fanno da sfondo alla storia che stasera, alle tante storie che stasera raccontiamo. Al di là delle definizioni ufficiali più formali, mi sia anche consentito di ricordare un'implicazione personale che rende la mia partecipazione alla serata anche particolarmente coinvolgente. Sotto il piano
emotivo. La professoressa Martorelli è stata la mia relatrice nella tesi di laurea, una tesi di laurea che ha inteso studiare gli insediamenti rurali dell'area del Basso Corso del Tirso, quindi insediamenti rurali ricadenti nel territorio a cui Oristano faceva capo, a cui la capitale giudicale faceva capo, e quindi ho potuto da lei apprendere un metodo di indagine che è quello che peraltro caratterizza l'intero volume, che mi è stato utile non solo nella formazione specifica, ma che mi è stato utile nella formazione sia come giornalista che come insegnante. Mi ha insegnato l'importanza delle scienze umane, il fatto che le scienze umane non siano seconde rispetto alle scienze che vengono definite esatte, mi ha insegnato il rigore della scienza, mi ha insegnato a interrogare i documenti e la cultura materiale, a farli dialogare con le notizie derivanti dai documenti. Mi ha anche insegnato che anche i miti e le leggende talvolta possono custodire delle verità storiche se le si sa interrogare in maniera corretta. Mi ha insegnato a non privilegiare i contesti urbani rispetto ai contesti rurali, a non privilegiare le ceramiche da mensa, fini da mensa rispetto alle stoviglie, quelle di uso comune, quelle di uso quotidiano, e mi ha anche insegnato che la ricerca storica non deve sempre tendere a delle risposte. Quando facevo la tesi di laurea, spesso tesi di laurea nella quale sono stata seguita anche dal professor Pier Giorgio Spano che è qua con noi, quando avevo delle domande dicevo: professoressa, io non riesco a trovare una risposta, e lei mi diceva: la ricerca storica non ha necessariamente delle risposte, l'importante è la qualità delle domande che si pongono. E quindi questo volume nasce da una qualità eccellente di domande che la ricerca, che l'indagine storiografica si pone. La domanda portante è evidentemente quella che il titolo esprime: donne protagoniste del Medioevo sardo, quindi in che modo e quale fu il ruolo che le donne giocarono nella società medievale. Lo dice la curatrice nell'introduzione alla lettura. Del ruolo della donna nella società si disquisisce quotidianamente a tutti i livelli e in tutti gli ambiti pubblici e privati, e non sempre in maniera positiva, come i fatti di cronaca spesso denunciano. Il tema, quanto mai attuale tuttavia, non è nuovo nella storia dell'umanità. Al contrario, si può affermare che l'abbia accompagnata attraverso i millenni. Quindi questo è il primo interrogativo, quello di cercare di raccontare la storia dando alla storia la voce di donna. Nereide Rudas, la grande neuropsichiatra, diceva che probabilmente i tempi sono maturi perché il mondo riesca a parlare con la voce di donna. La storia ancora deve parlare con la voce delle donne, deve farci ascoltare, deve interrogarci sull'operato e sulla maniera con la quale hanno inciso nella loro contemporaneità. Quindi un altro problema urgente è quello di studiare il rapporto tra le donne e il potere, anche questo è estremamente attuale. Le donne di potere fanno paura, è come se naturalmente le donne non fossero vocate a ricoprire ruoli di potere, quindi in una società come la nostra, che pure è emancipata e che pure ha rimosso tanti ostacoli per il raggiungimento della parità, ancora resiste il cosiddetto soffitto di cristallo, quindi una serie di ostacoli che non consentono alle donne di affermarsi a livello apicale, a livello dirigenziale, nel mondo della politica. C'è il sindaco, quindi nella composizione della giunta speriamo che tenga conto di un'adeguata rappresentanza e del fatto che la città di Oristano, che ha avuto espresso la grande giudicessa, possa parlare con la voce delle donne, la politica possa beneficiare del loro contributo. E quindi in questo excursus, proprio la prima sezione del libro è dedicata allo studio delle donne che hanno avuto potere, le donne protagoniste, come ha detto Giacomo, le giudicesse, le 4 giudicesse. La prima che ci viene presentata è colei che per prima appunto detenne lo scettro di giudicessa, che è Benedetta di Cagliari. L'articolo è curato dalla professoressa Martorelli, esteso dalla professoressa Martorelli, ed è un'indagine che muove dai documenti ma che si interroga anche sui luoghi che furono della giudicessa Benedetta, in particolare sul problema storiografico ancora aperto e molto dibattuto, che è quello della localizzazione della cittadella giudicale di Santa Igia, che fu distrutta nel 1258 dai Pisani, evento che poi determinò la fine del giudicato di Cagliari. La professoressa non si limita quindi a considerare i dati di indagine che derivano dalla consultazione dei documenti e dai dati che arrivano dalla cultura materiale, i dati che sono forniti dai monumenti, ma prova anche a stendere un giudizio storico, quindi chiamando a testimoni gli storici che della figura femminile si sono occupati.
La storia non è stata clemente con Benedetta e neanche gli storici, scrive. Enrico Besta la definì debole e incapace a proseguire la politica del padre, come anche fra gli altri Gian Giacomo Ortu e Alessandro Soldu. Prima donna ad aver detenuto lo scettro di giudicessa, Benedetta, come spesso accadeva nelle successioni dinastiche, si trovò a gestire situazioni complicate in uno scenario di rapido mutamento degli equilibri politici come fu il 200. Quindi il rapporto col potere è un rapporto difficile, un equilibrio precario, una fragilità nell'esercizio del potere che accomuna la figura di Benedetta di Cagliari alla figura anche di Elena di Gallura, a cui dedica un saggio lo storico Mauro Sanna. Per una serie di coincidenze, scrive, durante la prima metà del XIII secolo, nella Sardegna giudicale si verificano per la prima volta le condizioni che portano 3 donne a svolgere ruoli da protagonista sulla scena politica dei loro regni internazionali. Esse diventano regine dei rispettivi giudicati, ma sia a causa della situazione politica istituzionale, sia per loro la specifica debolezza politica, segneranno con il loro governo un momento di particolare crisi e di declino. In ordine cronologico si tratta di Elena di Gallura, Benedetta di Massa, giudicessa di Cagliari, e Adelasia di Torres. E a proposito della figura di Elena di Gallura, il rapporto col potere è un rapporto assolutamente difficoltoso. Nel suo caso sembra di trovarsi, così scrive l'autore del contributo, di fronte a un mero oggetto, privo di qualunque capacità o libertà di scelta. La condizione, in fin dei conti, e questo mi è sembrato un passaggio molto illuminante, più tipica delle donne della nobiltà medievale europea, che paradossalmente godevano di un grado di autodeterminazione ancora più limitato rispetto alle loro coetanee di stato sociale inferiore. E così questo carattere, questa fragilità, questa necessità di giungere a compromessi, questa necessità di ragionare con la ragion di Stato e di non poter esprimere autonomamente una linea politica caratterizza anche la figura di Adelasia, che è descritta nel 3° capitolo della prima parte, un'effimera regina di Sardegna, storia di Adelasia, giudicessa di Torres, a cura di Valeria Carta. Con Adelasia, scrive l'autrice, si chiude la lunga parabola del giudicato di Torres, che fu progressivamente spartito tra le famiglie signorili dei Doria, degli Spinola e dei Malaspina, ma anche tra il giudicato di Arborea e la stessa Sassari, una sfortunata regina che spirò senza discendenza. L'altra figura di giudicessa è quella dominante, quella che Giacomo ha introdotto, che è la figura di Eleonora d'Arborea. È l'articolo che è curato da Francesca Carrada, Giovanni Serrelli e Gabriella Ucheddu, cerca proprio di leggere la figura di Eleonora di Arborea liberandola dai miti identitari che sulla sua figura premono e che quindi portano spesso anche a interpretare in maniera non corretta il ruolo che ella assunse. Ci si affida ai documenti, ma ci si affida anche alla lettura delle testimonianze monumentali. Si cerca di dare risposta e di trovare risposta ai tanti interrogativi rispetto ai quali vorremmo trovare soddisfazione. Quali furono, noi siamo ad Oristano, ma quali furono realmente i luoghi che la giudicessa abitò? Quali furono realmente i luoghi che la giudicessa preferì? Quali furono i luoghi che furono in maniera indelebile segnati dalla sua esperienza di frequentazione? Il castello di Cabras, Samuralla di Narbolia, il castello di Medusa a Samugheo, i castelli di Marmilla alla Splassa, di Serravalle a Bosa, della Fava Posada o di San Luri, il castello di Goceano o la cittadina fortificata di Castelgenovese. Uno studio nel volume è dedicato al castello di Monreale e in particolare alla lettura di tutti i reperti che sono stati trovati e che non rappresentano Eleonora come donna di potere, ma che rappresentano il mondo che lei visse, la quotidianità, quindi sono una fotografia della vita quotidiana in cui la giudicessa era immersa, quindi sono frammenti di ceramiche, sono frammenti di dadi da gioco, sono reperti, sono un flauto, sono delle armi, sono delle monete, sono degli attrezzi di lavoro. Quindi il metodo di indagine è un metodo rigoroso che non solo indaga i documenti, ma che ricorre alle testimonianze archeologiche per ricostruire la storia. La seconda sezione è dedicata a delle donne che sono protagoniste ma rimaste nell'ombra, quindi che sono state compartecipi del potere, che hanno vissuto in maniera contigua rispetto all'esercizio del potere, ma non lo hanno potuto detenere. Si tratta della figura di Timbor de Rocabertí e di Sibilla de Moncada, che erano cognate tra di loro. Timbor de Rocabertí è la madre di Eleonora d'Arborea, la moglie di Mariano IV, e Sibilla de Moncada è la moglie di Giovanni di Arborea.
Due donne che hanno abbandonato la propria patria per vivere la vita in un'isola nella quale hanno lasciato certamente un segno politico e culturale di rilievo. In questa sezione è anche ospitata la figura di Violante Carrozze, che è descritta da Maria Giuseppina Meloni, l'autrice mi pare sia presente in sala, e avremo poi piacere di ascoltarla, credo Giacomo che ci sarà lo spazio anche per l'intervento degli autori. Una donna che appare dapprima fragile, Violante Carrozze, in balia degli eventi, ma con il tempo vedremo acquistare consapevolezza dei suoi diritti e mostrarsi determinata e orgogliosa del suo rango e della sua casata. La contessa di Sortada, la contessa sfortunata, la definì efficacemente la biografa, che è Maria Merce Costa, empatizzando con la sua protagonista e rammaricandosi per il suo destino che l'avrebbe portata negli ultimi anni della sua vita a un'inesorabile solitudine. Sono figure che più o meno note al grande pubblico, mentre non è nota la modalità di indagine con la quale il volume le presenta, quindi le presenta l'inquadratura speciale che su di loro e sul loro operato viene rivolta. C'è invece una figura che occupa interamente la terza sessione, che è una figura meno nota, ma che è realmente una donna di potere, una donna che esercitò il potere in maniera spregiudicata. È la figura di Massimilla, badessa di San Pietro di Silchi, che è studiata nel volume da Giovanni Strinna, che è qua presente in sala. Fu badessa di un monastero la cui esistenza è documentata a partire dagli anni 70 del IX secolo d.C., Sassari. È un monastero che però era affiliato a un monastero della penisola, e la badessa ha la possibilità di occuparsi della gestione degli affari temporali, come nemmeno a un uomo sarebbe stato consentito fare. Mi piace molto ciò che l'autore ha scritto a riguardo sul piano della storia delle donne, perché di questa parliamo. L'esperienza di Massimilla si presenta come una significativa prova di emancipazione sociale e culturale. La caratteristica che definisce l'identità e la dimensione pubblica della badessa è infatti la mobilità, prerogativa quasi esclusiva di soggetti e professioni maschili. Il suo dinamismo e l'esperienza di vita maturata tra le due sponde del Tirreno dovevano risaltare in modo ancora maggiore in un contesto culturale conservatore come quello sardo, dove era raro che a una donna fosse consentito coltivare simili spazi di potere. E alla figura di Massimilla si affianca un'altra figura molto interessante, che è la figura di una amanuense, una donna amanuense, una figura che non è documentata nella storia medievale italiana, che è la figura di Soror Gugliafave, quindi ancora una figura molto interessante. Sarebbe bello che da questa storia si attingesse anche per scrivere un romanzo, perché come sappiamo la letteratura ha spesso la capacità anche di compensare le lacune della storia e di restituirci in maniera efficace dei ritratti affascinanti. Il volume si chiude con il contributo del professor Maurizio Virdis, figure femminili minori, e sono le figure di popolane, figure di donne del popolo che emergono dalle pagine dei condali sardi, quindi donne di bassa condizione sociale. Ci sono dei personaggi anche in questo caso molto curiosi, dei personaggi che hanno dei contorni romanzeschi, come per esempio la falsaria che aiuta i suoi nipoti a falsificare i documenti che proverebbero la loro condizione a non servire, quindi aiuterebbero ad affrancarsi da questa condizione di subalternità. Un contributo che getta luce sulla situazione tanto giuridica quanto esistenziale delle relazioni di coppia e della gestione della maternità e paternità di uomini e donne di condizione servile. Quindi il volume analizza le figure femminili sotto tutti i punti di vista, quindi analizza le donne protagoniste, le donne al vertice, le donne che hanno gestito il potere, ma analizza anche le figure minori, quelle che il potere lo hanno subito. Quindi un'analisi completa, quindi un volume che vi affido come lettura preziosa, proprio per consentire anche alla storia di parlare finalmente con la voce delle donne. Grazie molte a Manuel Arca per questa puntuale ricognizione, che credo abbia già offerto a quanti sono presenti in sala degli input di curiosità per andare a indagare ancora meglio tra le pagine di questo volume. Io tra l'altro sono rimasto sorpreso nel leggere il primo saggio introduttivo, quello perlomeno dedicato a Eleonora d'Arborea, come ci fosse appunto questa esigenza che anticipava anche Manuela di
liberare dal mito identitario che l'immaginario collettivo dei sardi ha praticamente costruito attorno a questo personaggio, e loro parlano quasi di una operazione dolorosa, sembra quasi che vogliono anche scusarsi, insomma, con chi vede in Eleonora una figura mitica, invece di riportarla proprio attraverso la voce dei documenti ad una realtà che è diversa, ma che certo non attenua comunque il suo ruolo assolutamente di protagonista, di chi cioè ha avuto un ruolo fondamentale nella vita reale del periodo in cui è vissuta, insomma. Il volume è stato rimarcato più volte, è stato curato dalla professoressa Rossana Martorelli, che inviterei qui con noi anche per... Sì. Le cediamo, prego, può utilizzare questo microfono, e quindi intanto la professoressa può anche raccontarci meglio quali criteri hanno guidato queste scelte, che comunque, come anticipava Manuela Arca, sono capaci di disegnare un quadro sufficientemente esaustivo, come dire, sul ruolo della donna in quel periodo, non soltanto rivolto appunto alle figure più aristocratiche che poi hanno assunto compiti di potere e di amministrazione nei giudicati. Grazie, buonasera a tutte e a tutti. Io sono qui con una grandissima soddisfazione, devo dire, sia per il volume che finalmente è uscito dopo questo difficilissimo periodo che tutti abbiamo attraversato, perché parte dall'ultima manifestazione che abbiamo organizzato prima del Covid, nella nostra prima vita, diciamo, perché poi c'è stato questo lungo periodo di silenzio. Io mi associo ai ringraziamenti che ha già fatto Antonello, però a questi vorrei aggiungere anche un ringraziamento a tutti gli autori, perché se questo libro oggi esiste, naturalmente lo dobbiamo anche alla collaborazione degli autori, e qui vorrei fare una precisazione, perché alcuni di questi autori nel ciclo delle conferenze avevano presentato appunto la loro lezione, la loro conferenza, il loro studio, l'analisi su una delle figure femminili appunto che erano state scelte. Quando organizziamo queste conferenze sono di solito nel numero di 4 o 5, però vedrete che nel libro il numero è maggiore, perché nel momento in cui ci siamo resi conto, e qui l'altro ringraziamento va a tutto il direttivo, perché questi nostri prodotti sono sempre un lavoro di squadra, e questo ci tengo molto a sottolinearlo. Quindi quando abbiamo pensato di tradurre le conferenze in un testo scritto che in qualche modo mantenesse la memoria di quelle lezioni che erano piaciute, che avevano riscosso successo, ci siamo resi conto che mancavano alcune figure importanti, tra cui Violante Carrozzo e altre donne, anche minori, perché poi la realtà quotidiana della storia è fatta anche da donne minori, diciamo così, cioè donne che non sono alla ribalta della storia, dei documenti, degli eventi politici ufficiali. E quindi in quel caso, in quella circostanza, abbiamo deciso di ampliare il numero delle figure femminili esaminate. Quindi ringrazio gli autori che hanno condiviso questo progetto con tutti noi dell'associazione, del direttivo dell'associazione degli Amici del Romanico. Un grazie sentito personale a Giorgio e Daniela, perché il lavoro di impaginazione insomma, ha richiesto il suo sforzo, e quindi devo dire che da un punto di vista estetico, ecco, voi lo potete apprezzare proprio per il lavoro che hanno fatto loro. E appunto, come mi chiedeva Giacomo Serrelli, qual è stata un po' l'idea base di questo, perché abbiamo deciso quell'anno di dedicare le conferenze alle donne. Quando noi andiamo in visita ai monumenti, descriviamo il monumento, cerchiamo di ricostruirne la storia, e nel corso di ormai 10 anni ci siamo resi conto che un monumento in realtà è soltanto lo spunto per affrontare tutta una serie di altri elementi e altri argomenti che ci vengono in mente proprio nel momento in cui andiamo ad analizzare il monumento. Possono essere temi di natura storico-artistica, temi legati al territorio in cui si trova il monumento, storia vera e propria, cioè storia degli avvenimenti. Però oltre a questo, a un certo punto abbiamo visto che anche se le figure femminili sono note alla storia, perché quelle che avete sentito nominare
immagino che molti di voi non le avranno sentite nominare per la prima volta, sono donne famosissime. In realtà la storia è una storia scritta al maschile, e Emanuela l'ha messo abbastanza in evidenza. La storia si scrive poi sempre al maschile, è un errore che facciamo tutti, si tende a mettere in evidenza soprattutto quello che i personaggi della storia, i personaggi maschili della storia hanno fatto. Quindi tutto è nato un po' dalla curiosità di approfondire queste figure femminili, un po' psicologicamente potrei dire, anche se il termine non è proprio appropriato perché nessuno di noi ha gli strumenti della psicologia, però abbiamo cercato di capire, e questo è un po' il filo conduttore che abbiamo tenuto, per questo dicevo gli autori poi hanno condiviso un progetto di fondo, di cercare di capire un po' chi erano veramente queste figure, al di là di quello che hanno fatto nella storia sarda, e quindi per questo anche una buona parte dei contributi è imperniata sui luoghi in cui queste donne vivevano, proprio per cercare di contestualizzarle, no? di vederle nel loro ambiente, di cercare di capire perché hanno fatto certi errori, se potevano evitarli, cioè un po' di calarci nella realtà del tempo. Ecco, questo è stato per noi non dico un gioco, è stato un lavoro anche serio con analisi di documenti molto piacevole e che ci ha rivelato insomma, le potenzialità anche di questi documenti che possono essere ancora studiati, ancora approfonditi. Quindi dal mio punto di vista io spero che la lettura vi soddisfi, che vi faccia nascere altre curiosità e come membro dell'associazione, come diciamo sempre, noi siamo aperti a qualsiasi argomento, a qualsiasi suggerimento che possa venire da chi frequenta le visite, le iniziative dell'associazione, a chi partecipa ad eventi come questi, perché tutto ci dà la possibilità poi di ricostruire il Medioevo sardo in un contesto poi più generale mediterraneo, perché Emanuela faceva riferimento a Massimilla, che non è strettamente legata alla Sardegna, anzi ci aveva portato un po' fuori dei confini regionali. Quindi siamo disponibili ad accogliere qualsiasi suggerimento di approfondimento tematico per il futuro delle nostre conferenze e di eventuali altri libri. Chiudo ringraziando Giacomo Serrelli e Emanuela Arca, di cui ricordo bene tutta la preparazione della tesi, in senso positivo, non in senso negativo, e ringraziando tutti coloro che ancora una volta seguono queste iniziative dell'associazione. Ripeto, adesso che il volume sia curato da me, sono un membro dell'associazione, però tutto questo è sempre il prodotto di un lavoro di squadra della nostra associazione. Grazie a tutti. Grazie professoressa Martorelli e comunque complimenti davvero ancora per questa opera, e se il libro poi ha, come dire, anche questa piacevolezza, questa sua impostazione grafica così gradevole, questa ricchezza iconografica, lo si deve, lo ricordava la professoressa Martorelli, a Giorgio Garau e Daniela Manca Stroppa, i quali meritano senz'altro un applauso. Proviamo a conoscerli più da vicino, allora invece alcuni degli autori dei saggi che sono contenuti in questo volume, e direi potremmo iniziare proprio con il personaggio di Violante Carrossi, che già ricordava anche Manuela nel suo intervento, chiedo scusa, un personaggio per il quale Maria Giuseppina Meloni, che ha steso appunto l'elaborato e che inviterei comunque già a prendere posto qui accanto a noi, scrive: dovete scontrarsi con la cupidigia e il cinismo dei parenti che le tolsero qualsiasi diritto di decisione nei suoi affari, a dimostrazione di come comunque fosse stato anche difficile per una persona come Violante Carrossi essere realmente protagonista. Però intanto ha un percorso di vita che meriterebbe da solo la trama quasi di un film d'azione, questa Violante Carrossi. Prego. Questo intervento non era previsto, quindi avete colto alla sprovvista. Niente, sì, esatto.
solo dire due parole. La storia di Violante effettivamente è degna di un romanzo d'appendice, diciamo. Quindi per me è stato veramente un piacere riprendere questa storia che comunque era stata già comunque raccontata e studiata anche da altri autori prima di me. La figura di Violante e le sue vicende mi hanno fatto compagnia durante il lockdown, perché l'ho scritto proprio durante il periodo del primo lockdown, ed è anche, diciamo, l'ultima mia pubblicazione prima del pensionamento. È una bella figura quella di Violante, perché è una donna che dapprima viene vessata dai parenti, subisce di tutto e di più, e poi però riesce ad affermare i suoi diritti e la sua personalità, pagando comunque un caro prezzo, perché la sua poi non sarà una vita felice. Io concludo ringraziando Rossana per avermi coinvolto in questo libro, anche se non avevo partecipato alle conferenze dell'associazione, e ringraziando l'Associazione degli Amici del Romanico per aver accolto il mio saggio nel volume, che poi è un bellissimo volume. Grazie, noi tutti vi invitiamo a leggerlo, questo saggio di Maria Giuseppina Meloni su questa figura affascinante di Violante Carrose. Grazie molte. Si parla non soltanto, l'abbiamo anticipato, di donne che in qualche modo hanno amministrato e gestito il potere, le giudicesse, l'abbiamo detto, ma il libro traccia i ritratti anche di figure misconosciute o ignote ai più, come quella della badessa di San Pietro in Silchi, Massimilla, che è vero che arrivava dalla Toscana ma ha avuto un ruolo preponderante nell'attività appunto di San Pietro in Silchi, perché l'ha amministrato per circa 50 anni, dimostrando, e chiedo conferma di questo a Giovanni Strinna, che è stato l'estensore di questo saggio, prego, chiedendo appunto a Giovanni Strinna la conferma che è stata comunque una donna determinata in qualche modo di potere nella sua attività. Sì, io penso che quello della sfera religiosa sia stata un ambito in cui le donne nel Medioevo hanno potuto affermarsi ed esercitare un potere forse anche più che in altre sfere. Quindi la figura di Massimilla da questo punto di vista è straordinaria, perché documenta qualche cosa che anche nel resto d'Italia non è spesso documentato, cioè una figura che ha avuto un margine di potere straordinario, anche perché appunto ricordo questa donna viaggiava tra la Toscana e la Sardegna probabilmente una volta l'anno, quindi aveva qualcosa che oggi neanche è immaginabile, no? Dal punto di vista proprio della potenzialità, ecco, di esprimere la sua egemonia, le sue scelte, perché poi proveniva sicuramente da una famiglia aristocratica di Pisa, e quindi esercita anche appartiene a quei pisani che in Sardegna esercitano anche una penetrazione di tipo coloniale, quindi c'è sicuramente un interesse economico da parte sua nel sfruttamento delle campagne, nel modo di gestire, ecco, le risorse di Silchi. E quindi effettivamente Silchi è una realtà misconosciuta, ma che andrebbe conosciuta molto di più, ecco, che andrebbe ristudiata, perché oggi quasi non ne sentiamo parlare, eppure è stata uno degli enti monastici che ha avuto una delle maggiori ricchezze a livello territoriale, a livello anche di potere, perché era strettamente legata ai giudici di Torres, era una degli enti di cui i giudici di Torres erano patroni. Quindi ecco, io ricordo quando ho iniziato questi studi su Silchi, la mia sorpresa è stata soprattutto quello di vedere che i nomi delle badesse di Silchi erano gli stessi del monastero di Asca, quindi questa era la dimostrazione che un'unica persona reggeva insieme questi due monasteri.
non ci sono casi documentati così bene in altre realtà. Questo è uno dei pochi in cui veramente abbiamo tanti dati. Poi appunto veniva ricordato prima anche il ruolo della amanuense, no? Ecco, c'è qualcosa di interessante qui, perché il fatto che queste monache vivano in Sardegna e quindi abbiano un ruolo di potere in Sardegna dove pochi altri potevano, diciamo, esercitare, potevano controllare, ecco, queste funzioni, loro probabilmente si prendono una fetta di potere ancora maggiore, per cui negli altri monasteri della penisola non c'erano monache scrivane, erano sempre uomini a esercitare il ruolo della scrittura. Invece in questo caso Massimilla approfitta e chiama probabilmente dalla Toscana quest'altra consorella, perché in qualche modo vede la possibilità di ricavare un ulteriore spazio, non soltanto per sé ma anche per le consorelle, no? Quindi è interessante questo aspetto di condivisione del potere al femminile, e quindi appunto veniva ricordato la mobilità, perché queste donne fondamentalmente viaggiano tra la Sardegna e il continente, esercitano un potere temporale che di solito veniva esercitato da un amministratore, e poi appunto impiegano anche la scrittura, quindi veramente qualche cosa di eccezionale da questo punto di vista. C'era anche un altro personaggio femminile che a cui si poteva dedicare, insomma, spazio, però diciamo c'era già abbastanza, ed è Paola, che è quest'altra badessa sarda che riesce a ottenere di essere eletta a capo dei duenti, quindi anche in Toscana, e nel momento in cui le viene sottratta questa possibilità va a protestare dal Papa, che allora si trovava ad Avignone, e ci va a piedi, quindi fa un cammino straordinario di cui purtroppo non abbiamo altre testimonianze, però va a protestare ai piedi del Papa perché venga reinstaurata nella sua funzione. Ecco. Non so, Strina, se Massimilla possiamo considerarla una privilegiata, nel senso che all'epoca probabilmente la donna, si diceva, era custodita, diciamo così, o in casa o nel chiostro. Invece noi qui abbiamo la figura di una monaca che viaggio che dura anche una settimana, credo, dalla Toscana per arrivare alle coste sarde, più un altro giorno di viaggio per raggiungere San Pietro di Sicili, in qualche modo una privilegiata. Sì, assolutamente. Lei apparteneva indubbiamente a una famiglia aristocratica, è un peccato non conoscerne il cognome, perché le famiglie di Pisa sono, insomma, che gravitano intorno ai Gherardeschi, perché la famiglia che esercita il patronato a Santa Maria di Asca è quella della Gherardesca, e quindi attorno ai Gherardeschi ci sono poi altre famiglie imparentate che esercitano, insomma, in qualche modo il controllo del monastero tramite le loro primogenite, tramite le donne che fanno parte di questa famiglia e che poi vanno a diventare badesse del monastero. Quindi sicuramente famiglie privilegiate. Purtroppo, ecco, in realtà sul monastero toscano non abbiamo quasi dati, se non pochissimi, ed è il condaglio di San Pietro in Siti in realtà paradossalmente a trasmetterci molte più informazioni sulla realtà toscana di quanto non si conoscano dagli archivi originari, ecco, di Pisa. Grazie molto al professor Giovanni Strina. Io a questo punto chiedo conforto alla professoressa Martorelli se abbiamo in sala altri autori o abbiamo esaurito il nostro giro. Va bene. Allora, non lo so, Antonio, lo chiedo a te. Sì, perfetto, allora così come intendevo procedere, eventualmente diamo spazio a qualche riflessione, qualche domanda che può arrivare dalla platea del pubblico che è presente quest'oggi, ricordando ovviamente, per chi ancora non l'avesse recuperato, che il volume è a disposizione qui all'interno della sala da dove lo stiamo presentando. No? Non mi pare che ci siano riflessioni, domande o altro. Allora, nel caso chiederei ad Antonello se vuole di porre lui il suggello alla nostra serata, e il fatto che non ci siano domande mi lascia capire che tutti invece vogliono immergersi nella lettura del
del libro per scoprirne di più e con maggiore attenzione. Sì, per chiudere questa bella serata che intanto mi ha dato il piacere di rivedere tanti soci che ormai dispersi in questi ultimi 2 anni. La nostra associazione conta circa 500 soci che ci seguono in tutte le nostre avventure. Certo in questi ultimi 2 anni qualche problemino c'è stato, ma oggi c'è una bella rappresentanza, mi fa piacere. Evidentemente riprenderemo da oggi i nostri contatti più frequenti e più frequentati. Quindi, che dire, ringraziare Giacomo e Manuela per la presentazione che hanno fatto di questo volume. Ribadisco i ringraziamenti a Rossana e agli altri autori, ai presenti, ma anche a coloro che oggi non sono potuti essere presenti, e un saluto ancora, mi segnalo la presenza in prima fila della dottoressa Cammi, che è della vicaria del questore di Oristano, che ringraziamo chiaramente per la sua presenza e la sua partecipazione. E volevo un altro aspetto che è passato un po' così, ne ha parlato Manuela: il volume, per volontà di tutto il direttivo, è stato dedicato alla figura di Roberto Coroneo, che quest'anno compie il 10° anno della sua prematura e compianta scomparsa. E all'unanimità, chiaramente, ci mancherebbe altro, abbiamo voluto dedicare a lui questo volume, pensando che sarebbe stata cosa gradita se fosse stato ancora con noi, anche perché la nostra associazione è profondamente legata a Roberto Coroneo. Lui era il nostro, diciamo, coordinatore scientifico in queste prime avventure, la persona più credibile fra tutte noi, che quindi utilizzavamo come avanguardia scientifica quando andavamo a chiedere ai toscani e ai corsi di essere protagonisti di questo progetto europeo. È una figura che ha ispirato tanti di noi. A me per primo mi sono innamorato di questo romanico proprio coltivando la sua amicizia e volendo proseguire in quella che era una sua grande volontà di far conoscere innanzitutto ai sardi questo grande patrimonio e dargli il giusto risalto nel panorama del patrimonio culturale della Sardegna che merita. Quindi l'associazione, che lavora in regime di pieno volontariato, lo stesso volume è stato realizzato coi proventi delle quote associative dei nostri soci o delle partecipazioni che lasciano quando nelle nostre escursioni. Reinvestiamo tutto, diciamo, in cultura, tutto quello che entra nelle casse lo reinvestiamo in cultura. E quindi vorrei dedicare un applauso ancora alla figura di Roberto Coroneo. E in chiusura un ultimo applauso ve lo chiedo per le donne protagoniste dell'Associazione Amici del Romanico, che sono Rossana Martorelli, Maura Falchi, Marisa Deia, Silvia Oppo e Giuseppina Delicia, molto ben rappresentate, molto numerose e soprattutto di grande apporto di costruttivo all'interno della nostra associazione. Quindi vi ringrazio ancora tutti per la vostra partecipazione, speriamo di rincontrarci ormai subito dopo l'estate per i prossimi appuntamenti, anzi probabilmente qualche comune ci chiede la presentazione del volume anche nelle sere d'estate, quindi probabile che in giro per la Sardegna ci troverete ancora a presentare questo volume nelle iniziative, insomma, che diversi comuni portano avanti durante il periodo estivo, e poi speriamo a settembre di riprendere con le nostre escursioni nel nostro meraviglioso patrimonio romanico. Grazie a tutti.